Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, andiamo con gli acquisti di febbraio più compleanno comendiano, che allora fioi, prima di cominciare il recupero di videogiochi devastante abbiamo qualcosina da far vedere, abbiamo due CD, The Who Live Athletes, questo bellissimo, uno dei live più belli in assoluto, e un altro bellissimo, live, perché scusate ragazzi non è live, ma è Yes Song, due CD, anche qua tanta roba, quindi abbiamo prelevato. Io non sono un fan dei dischi in live, però quelli più belli li prendiamo. Ok, scusate ragazzi, ma c'è un raffreddore cosmico. Eccoci qua, uno e due. La carrellata prosegue con il buon Grand Moff Tarkin. Bellissimo, veramente. Veramente fatto da Dio. E la collezione della Black Series di Star Wars continua e aumenta sempre più. Ragazzi, iniziamo con il recupero mostruoso, il recupero dei videogiochi. Questo è nell'ultimo mese e li ho voluti fare tutti insieme, manca ancora qualcosa, ma il più è arrivato. Ora cominciamo dal PC Gaming. Questo lo conoscete bene e lo riporterò. Quindi ragazzi, Alpine Racing 2007 lo riporterò. Quindi io ve l'ho detto e dopo so cazzi vostri. Call of Duty, il primo, versione PC, non potevo non recuperarlo. Tutte a cifre ridicole. Flight Simulator 2004. Diciamo che è il primo che ho giocato, ma pochissimo. Il mio è l'X, però era nuovo questo, non potevo non prenderlo. E questo è il recupero PC. Dovrei prendere anche qualche altra cosetta, ma non tantissimo. Poi, per 360, un gioco che ho bruciato, che poi ho venduto la pippa, World Series Poker 2008, il miglior gioco secondo me a livello di poker, quindi ve lo consiglio assolutamente. Bruciato proprio questo gioco, mi piaceva tantissimo. Quando vedremo la 360 lo faremo vedere. Halo Xbox, sono curioso di giocarlo. Mai giocato perché sapete che ho avuto un periodo lungo dai 5 ai 20 dove giocavo solo a sportivi o simulatori. Doppio recupero, oddio, arrogantissimo. GTA San Andreas, GTA Vice City, c'erano tutte le forme PC, lo volevo anche per Play 1 e Play 2. Eccoli qua. A me non interessa platino, non platino, mi basta avere il gioco. E questo a €1 lo prende, una cosa obbrobriosa, il peggiore. Coupe du Monde FIFA 2022. 2022. Eccolo qua. Mi manca solo quello del Brasile che lo recupererò per 360. Poi andiamo PSP. Avevo tanta bella robina per PSP. Pro Cycling Manager, questo l'avevo bruciato e chiaramente venduto. Eccolo qua. By Pro Cycling, e si gode. Dante's Inferno. Deve arrivarmi anche la versione Play 3, ma non voglio spoilervi troppo. Virtua Tennis 3, tutti i giochi che avevo è questi. E SmackDown vs Raw 2006. A breve faremo il video con tutti i giochi, Dopo avevo Play 3. The Last of Us, proprio quello originale, non remastered, questo qua. Perfetto. Little Big Planet, grandissimo gioco, finito, bellissimo. Io lo chiamo Aze. Il gioco è Isis, non so, me lo ricordo, sinceramente la pronuncia non mi interessa. Doveva essere il super gioco, grafica mostruosa, il Crysis della Play 3, ridicolo. Platinato, Assassin's Creed 2, la perfezione esiste. Il miglior Call of Duty secondo me, il Modern Warfare. Perfetto. E avevo fatto anche la versione Sabbiana, adesso vediamo, questo l'ho preso a €10 nuovo, ma cioè nuovo. Nel senso, era un fondo di magazzino un po' distrutto, cioè distrutto neanche tanto, ma per questa cifra lo volevo assolutamente. Nintendo 64, FIFA 64. Eccolo qua. Poi Super Recupero Wii. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy 2. Formula 1 2009. E c'ho anche il volante ovviamente per giocare col volante, che però non ce l'ho qua adesso, ma c'è, non preoccupatevi che c'è. Mario Power Tennis, Need for Speed Carbon, Wii Sport e Mario e Sonic Giochi Olimpici. E qua metteremo anche la scherma per Parigi 24, già in mente di come fare, non sarà semplice, ma chiaramente ci saranno vari bonus perché la Francia, l'Italia e l'Ungheria sono le tre più forti, o comunque le più storiche, fatalità è Parigi, le Olimpiadi, quindi se non uscirà qualcosa di scherma useremo questo, ma comunque è un gran bel gioco questo qua. Wii Sport è assoluto, però quello che ho bruciato di più. Poi PlayStation 1, qua abbiamo grossi recuperi.
Metal Gear Solid, GTA 1, GTA 2. Questo ragazzi è un gioco, è il gioco secondo me. Parappa dei rapper, signori, questo era su una demo, non mi ricordo di che gioco, forse un Ispro, non lo so, non potevano prendere sto qua. E questo vabbè, è preso un po' così, Celebrity Deathmatch, l'ho preso così alla cazzo proprio, un gioco che è abbastanza inguardabile. Poi recuperi Game Boy, Donkey Kong Land, non me ne frego delle scatole perché non posso pagare 40 euro un gioco in più per le scatole. Per il 64 Super Mario 64, eccolo qua, che ho preso anche queste qua, diciamo per essere per SNES ma le metto anche per questo. SNES, Jurassic Park, bellissimo, cioè, vabbè, troppo bello, cioè, nel senso, i giochi per SNES sono i migliori, Super Nintendo a vita, è veramente una delle mie console preferite, Play 2, Play 1 e SNES sono comunque le mie tre preferite, c'è poco da fare. E questo ragazzi che è una chicca atrocissimo, Super Star Wars, il ritorno dello Jedi, devo recuperare anche gli altri due. Le altre sei scatoline sono bellissime, tengono perfettamente la cartuccia. E niente, raga, questo è il super recupero, ma manca il chiccone finale. Eccolo qua ragazzi, 5 Guitar Hero, Guitar Hero, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3 Legend of Rock, Guitar Hero 4 World Tour, Guitar Hero 5 e Guitar Hero Metallica. Con la chitarra bellissima, faremo un video anche a riguardo, devo stare un po' attento ai copyright, ma ragazzi se sono una pippa in certi giochi su questo proprio, sono la cosa più scandalosa che il mondo abbia mai creato. Quindi raga, saluto il commendatore veneziano, per il momento questo è il recupero massiccio, ci mancano ancora un po' di robe, ma presto dovrò andare anche in un negozietto di retro gaming, insomma retro console, retro game, robe così, per capire se trovo qualcosa di appropriato. Ciao figli. Beh ragazzi, dopo il video speciale per gli acquisti comendiani del compleanno, torniamo con gli acquisti di febbraio, insomma fuori dal compleanno. Allora, partiamo con un Funko Pop, ma questa è tanta roba ragazzi, il Funko Pop di Jared, Labyrinth, il Duca Bianco, Davide Bowie. L'ho trovato finalmente a un prezzo accessibile e me lo sono pigliato, quanto lo volevo. Poi Sega Saturn Daytona USA. L'ultimo che volevo, diciamo, di quelli proprio che dovevo prendere per forza, Virtua Fighter, Sigarelli, Warsoch, Euro 96, appunto Daytona USA. Ok, quindi siamo messi bene adesso col Saturn, i giochi che volevo in assoluto, i giochi che mi ricordano la mia infanzia videoludica in sala giochi. Poi ho recuperato le edizioni francesi, ma comunque c'è l'italiano dei tre Uncharted, li ho speso praticamente 5 euro di tutti e tre, tenuti anche insomma abbastanza bene, ma li volevo più che altro per la collezione, perché questi giochi qua mi piacciono sì, ma non sono un fan sfegatato, però li volevo per la collezione. E ok, perfetto. Poi abbiamo un film bellissimo, Enzo Ferrari, Sergio Castellitto, un film che è piaciuto tantissimo, e niente, anche una durata lunga perché è tutto diciamo 216 minuti. Quindi praticamente nel DVD c'è tutto il film, perché sarà diviso in 2 o 3 parti, mi sembra, forse 2, non mi ricordo, nella serie TV diciamo, e me lo sono preso, che lo cercavo da parecchio. E poi Dolcis in fondo, questo per me è un autentico capolavoro del Super Nintendo, Batman Returns o Returns o come cacchio volete voi. Comunque questo è veramente bellissimo, cioè io ve lo consiglio chi ama Batman e chi ama diciamo i giochi della Super Nintendo, che rimane una delle console mie preferite in assoluto. Questo è un gioco da avere assolutamente. Chiaramente sulla non ho la scatola, con la scatola lo sapete va a 70-80 euro, come ridere. Me lo sono pigliato così, ma è tanta roba. Ragazzi, altri recuperi e cominciamo subito a bomba e ce n'è anche uno che è veramente devastante. Intanto partiamo qua velocissimi. Pink Floyd, questa è una, diciamo, una raccolta, una compilation, ecco, che si suona male per i Pink Floyd. Mi mancava sinceramente qua molto, in maniera abbastanza importante Gilmour, Mason, Wright, non c'è
Ruggero Acque, perché era già insomma fuori, e quindi niente, insomma, diciamo che ho tutta la discografia, mi mancava questo, forse mi manca qualche live, perché non sono proprio un appassionato dei live, però te lo prendo, ho speso pochissimo, vai, perfetto. Poi qua 10 euro, gli album originali di Gianluca Grignani, qua veramente tanta roba, ho pagato 10 euro per sta cosa qua, cioè che l'ho un po' sistemata, l'ho un po' rotta, ma chi se ne frega, i CD sono perfetti. E quello che interessava a me più di tutti è la fabbrica di plastica, che a mio parere è un capolavoro. L'ho scoperto tardi perché comunque c'ero molto cioè sono stato per tanto tempo chiuso nei miei Genesis, nei miei Pink Floyd, nei Beatles, nei Led Zeppelin. Adesso sto cercando di recuperare anche, diciamo, sia per quanto riguarda l'Italia che i gruppi stranieri o cantanti stranieri, anche altre cose che magari ascoltavo, però non avevo voglia di recuperare anche il pezzo fisico, diciamo. Tanta roba, anche campi di popcorn molto bella, vedi, Stazione Paradiso invece la conoscono un po' tutti, quindi questo 10 euro veramente non potevo non prenderlo. Poi due giochetti, PSP, Virtua Tennis World Tour. Bellissimo questo gioco, ho giocato a Virtua Tennis in sala giochi, Virtua Tennis 1, 2, 3, 100, tutti quanti praticamente. È una serie che amo. E poi raga, dolcis in fondo. Tantanana, parapappa, parapapapappa. L'ho trovato a un prezzo stracciatissimo, per Sega Mega Drive, Michael Jackson, Michael Jackson, Moonwalker, cioè questa è tantissima roba. Cioè, sono riuscito a trovarla a 38 euro, che vi assicuro che non è semplice in queste condizioni. Perfetto. Ho fatto una piccola trattativa che è andata in porto. Ed eccolo qua, ragazzi. Michele. È con noi. Michele. Figlio di Giacomo. E si gode. No, raga, questo è veramente un gioco cult o cult. Lascio sempre a voi la scelta. Con le mie pronunce perfette, perché veramente allora, diciamo che la Sega in quel periodo sfruttava molti nomi tipo Ayrton Senna, appunto Michael Jackson, altri nomi, diciamo, per cercare su giochi sportivi e non di prendersi un certo tipo di pubblico che magari era più, diciamo, orientato su Nintendo. Però questo, ragazzi, è fantastico e non vedo l'ora di portarlo. Tanta roba. Ecco, questo piccolo recupero è finito. Diciamo che febbraio ormai è quasi finito, non ci sono più granché di roba da prendere. Raga, andiamo con altri recuperi, oggi li facciamo sulla nostra sedia RGB. Allora, Fioi, partiamo con Steelbook di Wakanda Forever. L'ho preso così, costava un poco meno della versione normale, allora me lo sono pigliato e a me piace moltissimo, molto stilosa, molto particolare e si gode. Ho recuperato a 3 euro, che mi mancava Mondiali Brasile 14, me ne manca solo uno di scatolato che deve arrivare, PlayStation 1, non spoilerò niente. Chiaramente ho il 2022 e il 2018, ce l'ho in versione digitale, non so se li prenderò mai in versione, cioè non so che ci sono onestamente in versione scatolata, su quelli nuovi è chiaro che ormai il digitale la fa dalla padrona. Poi abbiamo 3 CD, This Is It, questo praticamente mi ha costretto il bode a prenderlo, è praticamente una compilation comunque con tutti i successi di Michael, cioè li vedo tutti sinceramente, molto bene, comunque insomma un album comunque da avere. Poi questo ho preso usato a 3 euro praticamente, più 2 di spese, 40 anni di Pooh, e questo è bello perché ha praticamente quelle canzoni che amo di più, ma non in versione live come sull'altro che ho preso, ma in versione, diciamo, studio. E si gode. E poi qua, ragazzi, come ho fatto per il primo album, ho sfruttato stavolta però il bonus platino del compleanno, che praticamente avevo 10 euro da spendere con la Feltrinelli, e ho preso il nuovo album di Maneskin, perché ragazzi io non sono più chiuso, e diciamo, dopo i Queen basta praticamente, o quasi, e non proviamo il resto della musica, diciamo, moderna. È chiaro che rap, trap, queste robe qua no, però visto che sto gruppo è stramato, sta facendo successo anche all'estero, anche diciamo fuori dai confini diciamo normali, perché comunque sono amati anche da dove no, il rock è nato praticamente, anche se già ci sono state delle polemiche e tutto. Ho detto, visto che avevo il bonus, me lo sono sfruttato e, tra virgolette, senza spendere soldi, ho preso anche il secondo album e vediamo com'è. Lo ascolto, voglio dargli un'altra possibilità, nel senso, il primo nel senso, né ti emoziona né fa schifo secondo me, cioè non c'è niente di nuovo,
troviamo questo, cioè non voglio essere aperto anche a nuove, diciamo, esperienze moderne, che insomma, dei miei 600 dischi, praticamente il 90% sono dagli anni 60 a inizio 90, e proviamo, insomma, proviamo, sto provando anche altri, per esempio ho provato i DC Fontaine, non mi sono piaciuti. Adesso vediamo col suo secondo album dei Maneskin, e ripeto, non dobbiamo essere troppo snob perché comunque la musica è bella tutta, tranne io proprio certe cose che non riesco ad ascoltare, e vediamo se anche il secondo non mi convince o comunque non mi emoziona. Lo saluto questo, diciamo, gruppo che sta dominando le scene italiane e anche estere incredibilmente. Raga, ho saluto il comandante veneziano, i recuperi sono praticamente finiti, mancano 2-3 robine, perché penso che è una cosa che ho ordinato, ma arriveranno addirittura a 7 aprile e maggio. Ciao! Raga, altri recuperi, tra cui 4 regali dei pupotti, del Bode, della pupetta e i miei 2 amici, insomma, i 2 amiconi, compagni di gioco, come dice sempre il Bode. Allora, intanto cominciamo con i 2 recuperi del marchetto. Allora, World Cup 98, così ho chiuso i giochi dei mondiali, tutti quanti ce li ho, e anche il 18 e il 22 chiaramente in versione pro digitale. Poi non so se potrò mai recuperarli perché comunque non ho ancora capito se ci sono le versioni anche di, diciamo, fisiche, però intanto di tutti quelli retro dal 90 al 2014 ci sono tutti, questo vabbè è leggermente iconico. Poi ragazzi, per Super Nintendo, Puzzle Bobble o Puzzle Bobble o Puzzle Bubble o Puzzle, quello che volete voi. Eccolo qua, questo veramente è stata la rovina delle mie tasche, anzi delle tasche dei miei. Gioco meraviglioso, cioè è impossibile non perdere le ore su sto gioco, qualcosa di incredibile, recuperato, perfetto. Poi ragazzi andiamo con i regali dei pupotti. Allora cominciamo, abbiamo fatto un fumetto e un CD, un fumetto e un CD, perché sono piccoli e paffotelli. Allora, 2 live, AC/DC live o live, Led Zeppelin live o live. Questi sono i migliori, teoricamente, comunque 3 migliori in assoluto. Sto recuperando, insomma, le migliori dirette, le dirette in esclusiva sul Comenda Television, eccole qua. Quindi, vai, io non sono un amante insomma, dei concerti, dei dischi comunque in live, però insomma cerco di prendere i migliori e questi sono i migliori a mio parere. Eccoli qua. E poi abbiamo fumetto Star Wars Obi-Wan e Anakin, deve essere tanta tanta roba. Non so neanche la storia, però ho visto delle recensioni favolose. E questo che altrettanto ho visto delle recensioni mostruose, il must have o must have, o lascio sempre a voi la scelta perché io sono una persona coerente nella lingua inglese, ragazzi, di padrelingua. Magneto, testamento. Solo la copertina a mio parere vale il prezzo del biglietto. È perfetto. Raga, mancano, se non erro, altre 2-3 cose e finiamo questo mese di febbraio meraviglioso, che chiaramente ricordo sempre che c'è il video a parte, già caricato il 12 febbraio, dei regali del compleanno quotidiano. Raga, recupero finale di febbraio e finiamo il mese con gli acquisti comendiani. Finiamo, direi, discretamente bene, anche se c'è una piccola nota negativa che spiegheremo. Allora, cominciamo con un bel CD The Lion King. Questo ce l'avevo, purtroppo non lo trovo, cioè a casa di mia mamma non si trova e quindi me lo sono ripreso. Una delle colonne sonore più belle della Disney in assoluto. La canzone di Scar in assoluto la mia preferita, con vabbè, fatta da Jeremy Irons con Whoopi Goldberg che fa cioè, una delle Iene, John Cummings, cioè ciao proprio, nel senso è il top, però è quella con Tullio Solenghi, a me non dispiace. È chiaro che in inglese, cioè comunque tutta la colonna sonora in inglese è più bella, cioè non c'è niente da dire. È un capolavoro il film, cioè il cartone e tutto, proprio il mio preferito in assoluto, The Lion King. E non stiamo parlando di Battistuta. Poi mi sono preso un Greatest Hits dei Lighthouse Family, un gruppo, sì, insomma, nel senso non mi sono mai dispiaciuti, ci sono delle bellissime canzoni, ho preso un Greatest Hits perché non è che devo prendere chissà che altri album o robe così, costava poco e me lo sono pigliato. Questo ragazzi è il meme. Allora, dovete sapere che io ho sempre guardato Sanremo, diciamo che non l'ho guardato negli anni peggiori, per fortuna tutti gli anni dove vincevano solo i talent tipo Emma, L'Amoroso, Scano, sono sempre quelli che si hanno vinto sinceramente.
quella gente là, e amavo quelli di Pippo Baudo, sono cresciuto con quelli da piccolo, e poi questi qua con Amadeus mi sono dispiaciuti. Però c'è un gruppo, il gruppo Meme, One Shot, One Kill, i fenomeni, i numeri uno, la canzone a mio parere più iconica di Sanremo, con il gruppo, con i cantanti più iconici di Sanremo. Non sono più andati perché c'è una mafia contro di loro, signori. Fiumi di parole tra noi. Lo volevo perché io volevo questa canzone cioè non avevo nessun disco di compilation di Sanremo di niente perché sono boicottati, anche là avevo già spiegato, con Fiumi di parole. Qua avevo addirittura due versioni. E ciao, insomma, cioè, non potevo non prenderlo e godo come un porco. Cioè, sarò l'unico al mondo ad avere un Greatest Hits, un The Best Of di Jalis, ma io ce l'ho. Quindi questi andranno in mezzo ai Pink Floyd, ai Genesis, ai Beatles, ai Metallica, ai Led Zeppelin, a loro. Grandi Jalis. Poi, recuperi PlayStation 1. Cominciamo da questo, un gioco che non sto anche giocando. Aspetta che si devono vedere però. Eccoci qua. UEFA Champions League Season 99-2000. Io ho la 98-99 che vi spiego anche un aneddoto sulla 98-99. Incazzato nero perché c'era solo il Milan leggende, non c'era il Milan, perché? Perché io da Pirla non mi sono ricordato, cioè non mi sono rifatto che nel 98-99 il Milan non era in UEFA Champions League. Qua c'è il Milan di Sheva, c'è il Valencia di Mendieta, c'è la Lazio di Nedved con Seisao, Veron, quella gente là. C'è il PSV di Van Nistelrooy, c'è il Manchester United di Beckham, c'è il mio calcio, sinceramente. UEFA Champions League tenuto anche benissimo, in condizioni semplicemente perfette. E poi c'è Bressan che fa le rovesciate. E questa è un'altra storia. Questo capolavoro. Dino o Dino, Crisis o Crisis. No, Dino Crisis o Dino Crisis, chiamatelo come cazzo volete, ma questo gioco è veramente non iconico di più. Bellissimo, anche questo è tenuto molto molto bene, in condizioni perfette, o quasi. Parlo piano perché è un po' tardino, Allora. Poi abbiamo, questo SNES, questa è una chicca. Uccica boom, The Mask, raga, questo vedo di provarlo insieme a voi. Tanta roba. Ok. Poi abbiamo preso un Funko Pop particolare, quelli nuovi, diciamo, con le copertine dei fumetti e tutto di Stan Lee. Ho già, diciamo, il pop di Stan Lee, ma volevo anche questo e me lo sono pigliato. Penso che di questo, diciamo, genere mi prenderò questo e Spider-Man, non penso altri. Forse Wolverine, ma vediamo. Eccolo qua. Oddio, non ammazziamo qualcuno, grazie. Qua non ci stiamo più. E come ultima cosa, ragazzi, ho appena fatto anche il video, ce l'ho fatta a 25 euro. È arrivata la scatola vuota dell'Xbox Classic. Però c'è un problema, ragazzi, come vi ho spiegato. Ho dovuto fare il reso dell'Xbox, purtroppo, perché mi dà problemi nella lettura disco e secondo me la lente si era tipo consumata, già era desfada. Vabbè, pazienza. Scusate un attimo, il bello della diretta. Eccoci qua. E quindi niente, ho dovuto, ero anche fuori dai termini, perché comunque con eBay, cioè, fatalità, questo voleva, mi ha dato 30 giorni, ero fuori, ma mi ha detto che, insomma, nessun problema, quindi sono riuscito a fare il reso, insomma, l'ho rispedita indietro, e adesso ho la scatola ma non ho la console, il crossover dei crossover. Scusate se parlo piano un po' così, ma è tardi. E niente, adesso mi sta già arrivando l'altra, l'ho pagata praticamente leggermente di più, solo perché ho 3 controller, praticamente 4 con quello che mi sono tenuto di questa, perché non sono voluto tenere il controller, me l'ha fatto tenere, quindi lo ringrazio ancora per questo. E soprattutto 7 giochi, nessuno di questi è nella mia collezione, quindi ho anche 7 giochi in più della Xbox Classic. E niente, quindi adesso rifarò un video subito appena mi esce, speriamo che stia a posto, perché mi dava sempre lettura del disco, infatti il video è venuto un po' così, perché mentre registravo James Bond, purtroppo, facciamo una panoramica di tutto, è venuto fuori il disco danneggiato o sporco. La stessa cosa di Outrun, addirittura Outrun si bloccava subito, invece su 360 va perfetto, era un CD, diciamo, nuovo di pacca, e quindi c'era sicuramente qualche problema con la lente che era stanca. Speriamo bene, speriamo che sia una console ancora integra e tutto. Raga, un saluto dal Comandante Veneziano, finiscono gli acquisti di febbraio, fate acquisti molto videoludici o videoludici, la sua scelta, perché il chi è più bello del C. Dopo questa come puoi anche andare a fare in culo. E niente, raga. Si prospetta un marzo, come ho già detto, un po' più tranquillo, dove comunque farà da padrona sempre, penso, la parte videoludica. E vediamo
sarà qualche chicca forse di un pop sicuro, però boh, io penso che sarà sempre più videogiochi, sempre con qualche pop e magari qualche dischetto, qualche Blu-ray, sempre così in allegria e tranquillità. Raga, saluto il comando veneziano, la povertà continua, ma se sei felice va bene tutto. Ciao!